Inserire, facilitare e trovare dei percorsi mirati per il collocamento di persone con disabilità è una priorità per la Regione del Veneto, perché contribuisce a creare quella forma di anche autodeterminazione di queste persone. Sono molte le risorse che abbiamo investito, 9 milioni ad esempio per gli incentivi per le assunzioni, 2 milioni e mezzo per i voucher per il lavoro, che sommate le altre risorse ammontano a circa 14 milioni di euro. Oggi ci dicono i nostri dati sul collocamento mirato che sono 37.000 le persone con disabilità che hanno trovato un posto di lavoro, collocando anche la Regione del Veneto tra i primi a livello nazionale per questi numeri. Tuttavia permangono ancora 24.000 persone che sono con disabilità, che sono in cerca di un'occupazione, e solo 7.000 tra questi risultano ancora in ricerca attiva, ed è a questi che noi dobbiamo chiaramente rivolgere il nostro impegno.